Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Parliamone, ben trovato padre Salvatore Bucolo. Il tema di oggi è quanto mai intrigante, uso questo termine, ma anche compromettente, particolare. La felicità è per tutti, nessuno escluso. Ma cosa si intende per felicità? Quindi tutti possiamo essere felici o lo siamo? Padre Tutti Bucolo. possiamo e lo siamo, perché la felicità è una verità che è una realtà. Utilizzo queste due parole chiave per iniziare a introdurci in questa tematica abbastanza scottante e abbastanza forte. È una verità perché fa parte del nostro essere uomini. Cioè potrei dire una persona, un essere umano che non è felice, non è un essere umano, cioè non vive la sua vita in modo insensato, quindi una verità perché fa parte del nostro essere uomini. È una realtà, e questa è la cosa forse un po' più forte che vorrei dire in questo studio, perché è una possibilità per tutti, quindi la felicità non come un qualcosa che dipende dalla mia storia, che dipende dai condizionamenti esterni, ma una felicità che è una scelta. Una felicità che è una possibilità, nel senso che sono io a scegliere di essere veramente felice. Quindi non è qualcosa che ci accade e che ci rende felici. Esatto, qualcosa che scegliamo, nel senso che questo significa che in base a ciò che io vivo, so un problema, un imprevisto, un incidente, una malattia, una crisi di coppia, qualunque cosa che possa succedere e che succede di fatto, è come io affronto quella situazione. Ne posso essere succube, pienamente schiavo, schiacciato da quella situazione, che è la cosa probabilmente molto comune, come anche quell'occasione può diventare un'occasione d'oro per uscire il meglio di me, di uscire la mia potenzialità, o di uscire a volte quella parte nascosta di noi stessi che tante volte non conosciamo perché teniamo nascosto dentro noi stessi. Una madre che perde un figlio, come fa ad essere felice? E una madre che perde un figlio, il punto è questo, perché questo è un dramma che tocca il cuore della madre e che tocca anche il cuore di tante madri e che tocca il cuore anche di tante persone, perché tante persone hanno i loro drammi. Attenzione, noi pensiamo che qualcuno ha un dramma, qualcuno non ce l'ha, qualcuno di meno. Io penso ognuno di noi ha il suo dramma, la sua ferita. Chiaramente una madre che perde il figlio non è un dramma di poco conto. Il punto è come vive quel dramma. In tal senso io conosco tante donne, in modo particolare ne ho attualmente una donna sott'occhio che ha perso un figlio all'età di 17 anni, un figlio che c'è stato un piccolo incidente, chiaramente una cosa pazzesca, una cosa che ti cambia lo scenario della vita. Questa donna pian piano non è che l'ha tolto il dolore, non è che ha dimenticato il figlio oppure una parola bruttissima che si è rassegnata. Tante volte pensiamo che una persona, una donna, una madre debba rassegnarsi e tanto poi col tempo passerà. Io credo che una donna non potrà mai e poi mai rassegnarsi o accettare questo come una normalità. Il punto è che questa morte del figlio la vive come un'apertura a una dimensione dell'infinito, a una dimensione altra, a una dimensione che mio figlio in qualunque realtà si trova vive e vive anche dentro me stesso. Tant'è vero che questa donna poi incredibilmente si è aperta alla vita, ha dato vita a un'altra creatura, ma non per sostituire il figlio, ma perché ha capito che la vita è vita e che la vita continua nonostante si faccia anche esperienza di morte. Ma quindi in questo caso la fede l'ha aiutata? In questo caso la fede l'ha aiutata perché in quel dramma ha riscoperto la potenzialità della fede, perché tante volte si è praticanti, si va a messa la domenica, si partecipa alle funzioni, ma in realtà la fede viene vissuta come un momento rituale religioso che io vivo la domenica. In quella situazione stranamente sia lei come anche suo marito ha scoperto come la fede non è chiusa in chiesa ma vive all'interno del suo dramma. Ha scoperto di una potenzialità che
chiaramente dirlo con le mie parole non è facile perché c'è un mistero. Io da sacerdote posso vedere la persona che testimonia questo, come ha reagito, come ha vissuto, cosa ha fatto. Cioè io credo che per quanto noi possiamo raccontare qualcosa, poi è la vita che narra la vita, è la vita che trasmette la vita di ciò che ha vissuto nella sua carne, e questo è straordinario. Ma forse in questo caso possiamo dire che ha perso un amore per scoprire un amore più grande, quello di Dio, con la fede? E possiamo dire ha perso un amore ma ha ritrovato lo stesso amore, e questo amore grande l'ha aperto a un amore ancora più grande. Quindi è chiaro, non c'è una perdita, sebbene umanamente e fisicamente la donna non ha il figlio accanto, ma c'è la riscoperta della presenza del figlio e di un amore più grande che avvolge lei e il figlio. Quindi è un ritrovamento di un qualcosa di veramente di infinito. Ma io direi a questo punto di rivelare qual è l'ospite della nostra trasmissione di oggi. E questo è il motivo per cui, per evitare di rimanere un po' teorici, no? Perché magari qualcuno dice sì, ok, ma di cosa sta parlando? Belle parole, sì, ok, ma concretamente che significa? Io ho avuto l'idea e anche la grazia di venire a conoscenza di un giovane, si chiama Max Koshman, è ucraino, il quale si trova qui allo studio con noi perché ha qualcosa di importante da raccontare nella sua vita, e soprattutto alla luce della sua vita ci mostrerà come qualunque la sua storia non è preclusa a lui la felicità. Ma questo lo ascolteremo ora con le sue stesse parole. Max, cosa è successo nella sua vita? Allora, mi collego un po' alla sua domanda che lei l'ha fatto prima, con il fatto che se una madre perde un figlio può essere felice. Questo mi ha riportato indietro alla mia vita, dicendomi io ho perso i genitori quando ero molto piccolo, avevo 9 anni, per cui adesso la domanda era può essere felice, può essere un bambino che è ancora molto piccolo essere felice. Per cui non penso che ero felice, comunque tutto quello che nella mia vita è successo perché ero triste, ero arrabbiato, mi sentivo già un uomo di quando ero piccolo. Tutto questo mi ha portato di cercare, non diciamo di cercare la felicità, ma di cercare una vita migliore, anche se chiamiamolo felice, visto che l'argomento è felicità. Per cui ho lasciato tutto quello che ho avuto e sono venuto in Italia. A che età è venuto qui in Italia? Dall'Ucraina si è spostato? Mi sono sposato, avevo 25 anni. Adesso non sono neanche molto giovane perché ho 47 anni. Quindi a 25 anni ha lasciato il suo paese per cercare una vita migliore. Sì, ho lasciato... No, prima di venire in Italia già ho fatto altre esperienze in altri paesi perché sempre cercavo, chiamiamolo così, una vita più felice. Sempre mi sono un po' spostato. Alla fine, all'età di 25 anni, sono venuto in Italia, sempre con la speranza di avere una vita diversa. Però qua in Italia non è stato molto facile dall'inizio di quando sono venuto, per cui sono finito un po' per la strada, a vivere per la strada, e la tristezza che avevo nel cuore, quella vita che io avevo era ancora più triste. Questo mi ha portato, dopo poco tempo, non sapendo la lingua, avendo un po', mi ha portato di finire in carcere. Di finire in carcere per un lungo periodo, dove là forse ho scoperto la felicità. Questa è una cosa forte, quella che lei sta dicendo. Cioè, ha lasciato il suo paese, era orfano, cercava una vita migliore, è finito in carcere e proprio lì, nel momento più basso della sua vita sicuramente, ha scoperto la felicità. Ho scoperto la felicità, ho scoperto quelle cose che io le ho abbandonate quando ero piccolo. Ho scoperto che ho imparato le cose con bambino, ero già grande, avevo 25 anni, 26 anni, così finché ho finito la mia carcerazione. Ho imparato in quei posti che un bambino impara da piccolo. No? Quindi il carcere l'ha educata in un certo senso? Sì, questo è senz'altro mi ha educato, ma mi ha aiutato anche a capire che si può essere felici anche con cose piccole. Si può essere felici vedendo che sono cose nel mondo molto più tristi di quelle mie. Si può essere felici non vivere con quello che hai perso.
ma quello che puoi fare oggi. Per cui è stato il posto in cui a me mi ha fermato e dice vivere arrabbiati, vivere male, vivere con quella là come se fosse che hai tutto il mondo incontro, vivi male, sarai sempre triste, perché quando io ho cominciato a sentirmi felice, sentirmi bene, non guardavo più quello che ho perso, cercavo di rimediare gli errori che io ho fatto dando colpa a quello che ho perso. Quindi è stato un momento di grande riflessione, ma c'è qualcuno o qualcosa che l'ha aiutata? Perché la detenzione, sappiamo, è un momento in cui si perde la libertà, si perdono tante relazioni umane che si possono avere fuori, ma ne subentrano altre che sono con gli altri detenuti, con gli agenti penitenziari, immagino col cappellano del carcere. Ecco, c'è un incontro, una persona che in un certo senso l'ha aiutata in questo cammino di ricerca della felicità che poi trovata? Allora, quasi da subito, quando io sono finito in carcere, non parlavo proprio italiano. Da me, da subito, io mi trovavo in carcere di Verona, perché vivevo a Verona, da me veniva un frate, non un prete, era un frate, che era un francescano che era tutto vestito in modo un po' particolare, che io addirittura non sapevo cos'è. Che cosa era, ha visto questa persona? Vedevo questa persona vestita in modo un po' strano, per me solo, strano, per cui lui ogni volta che veniva da me e mi diceva qualcosa mettendomi addirittura la mano sulla testa e diceva vedi che Dio ti ama. E può essere anche felice, qualcosa del genere, non mi ricordo proprio. Immagino il suo stupore, dice ma questo signore chi è che mi mette la mano sulla testa e mi dice Dio ti ama e puoi essere felice. Ma la bella cosa c'era che io non capivo all'inizio cosa diceva, ma dopo che se ne andava io ero felice. Sentivo questo modo di essere più non capiva tranquillo. l'italiano, non sapeva cosa faceva questa persona su di lei che poi ha scoperto che era un frate. Poi siamo diventati anche amici, di cui sono passati tanti anni, ci sentiamo tuttora. Comunque ci sentiamo tuttora. Da lì, partendo da lì, sicuramente ho incontrato tantissime altre persone, perché io penso che noi quando facciamo degli errori, finiamo in carcere, abbiamo bisogno anche di aiuto. E lasciarci soprattutto aiutare, perché è solo così. Max, ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità, riprendiamo il discorso e ripercorriamo anche le fasi della sua vita, come è riuscito in carcere a trovare la felicità, a sentirsi felice e a dare adesso a noi questa sua testimonianza, fra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando con Max Koschman, che è l'ospite di oggi, di questa nostra trasmissione che ha come tema la felicità è per tutti, nessuno è escluso, e Max ci sta raccontando di come lui ha incontrato e scoperto di essere felice in una situazione drammatica quale può essere il carcere. Max è un ucraino. È arrivato in Italia a 25 anni, era orfano, cercava ovviamente come tanti una vita migliore, poi le vicissitudini della vita lo hanno portato a sbagliare e quindi è finito in carcere a Verona. E proprio lì ha fatto anche un incontro particolare, era un frate ma lui non lo sapeva, non conosceva la nostra lingua. Quindi questo frate gli parlava, gli metteva la mano sulla testa, gli diceva Dio ti ama, poi lui ha capito dopo che era questa la frase, puoi essere felice, non capiva, però stranamente subito dopo si sentiva felice. Però Max ha scoperto proprio in carcere, in quella situazione di non libertà, cosa è la felicità. Max. Quindi, come dicevo prima, ho scoperto cos'è la felicità, ho scoperto che, come dicevo prima, si può essere non correre dietro a niente, non correre, voglio dire, paragonarci alle cose che non cercare cose che non ci abbiamo. Perché in carcere non c'è niente, non puoi avere nulla. Ma sì, in carcere non puoi avere nulla, in carcere come si dice ci chiudono però solo fisicamente. Invece se con la mente, con le cose, puoi sempre essere utile a qualcosa. E poi cercare di... Io mi sono sentito felice perché ho incontrato questa felicità in carcere, perché ho incontrato anche tantissime persone che
mi hanno aiutato quando io non avevo famiglia, quando non avevo qualcuno, mi sono stati vicini in questo percorso, per cui io durante questa fase, nonostante ho finito già la carcerazione da 2020, io sono tornato in carcere da uomo libero, che sono pochi casi in Italia, sono tornato a lavorare in carcere. Attualmente sono responsabile della produzione di un laboratorio dove fanno i biscotti, pasta di mandorla, amaretti, tutte cose siciliane. E io sono il responsabile di questo. Ho imparato tutto là. Penso che addirittura io non sapevo neanche cosa è latte di mandorla, perché io in carcere amavo un po' di fare la palestra, per cui compravo questa scatoletta e lo giravo di che animale è. Per cui immaginate come ero messo con la mandorla. Per cui adesso, come adesso, sono quella che insegna agli altri, ai miei compagni, che io tuttora li chiamo miei compagni. Tuttora penso che essere felici quando lavoriamo, non essere arrabbiati, se abbiamo qualche problema, risolverlo con serenità, con la pace, più che con la come dire, arrabbiarci, essere tristi. In carcere, come si sa, sono un posto triste, un mondo a sé, un posto molto triste. Per cui io vedo ogni mio compagno, quando ha il giorno di colloquio, quando vede la sua famiglia che viene a trovarlo, li vede dentro, quando se ne va, con la felicità nei occhi. Sono io un'ora al giorno con la chia, ma senti proprio che è felice, o quando torna. Per questo io dico che la felicità, questa parola che lo scopriamo, è molto, può essere in qualsiasi posto. Quindi la felicità si può sperimentare in carcere, ma si può addirittura trovarla, come nel suo caso. Max ha trovato la sua felicità in carcere e adesso trasmetti questo sentimento, questo proprio sentirsi felice, cercando di rendere felici gli altri o comunque di aiutarli in un percorso alla ricerca di quella che è la vera felicità, che non è né la libertà fisica, né avere degli oggetti, né conquistare chissà che cosa, ma è un sentimento, qualcosa di profondo, proprio che sta nel nostro essere, padre Bucolo. No, mi stupisce la sua storia, perché sa del paradossale, giustamente non aveva la libertà esterna, ma ha trovato la libertà interiore. Ed è questa libertà interiore, lo vedo nella sua storia, nel suo raccontare, che ci ha fatto dono in questa sede, in questo studio. In questa libertà interiore lo ha reso sensibile a vedere, a percepire ciò che magari prima non percepiva, prima non vedeva. Quindi di fatto il carcere è diventato per lui, ma penso che il fine del carcere, il carcere non ha la finalità di chiudere la persona o di toglierla dal pericolo dagli altri, ma il carcere, il suo compito, infatti l'istituto penitenziario, significa proprio aiutare la persona a ritrovare se stesso. E il fatto che lui fa servizio in carcere, giustamente dico, chi meglio di lui, avendo vissuto sulla sua pelle, sulla sua carne il carcere, sa di cosa hanno bisogno le persone che sono lì e come interagire. Quindi secondo me è una storia straordinaria, una storia favolosa, una storia, uso un termine a me importante, di grazia. C'è una grazia, il fatto che la sua disgrazia è diventata una grazia per lui, è diventata una grazia per gli altri. E quindi parlare di felicità in una situazione così diventa un'assurdità, ma è una realtà concreta, è una persona fisica, l'abbiamo qui presente davanti a noi, lo vediamo felice, lo vediamo convinto di quello che ha vissuto e lo vediamo soprattutto che sta scommettendo la sua vita per questo. E quindi questo ci dà speranza, ci dà gioia, ma ci prospetta un'idea di felicità che è diversa da come tante volte noi la percepiamo, la sperimentiamo. Nel dramma trovare la fonte della propria felicità, il momento del riscatto della propria vita. Quindi non è tutto finito per Max, poteva essere una storia di buio, di andare sempre più giù verso come dire, la negazione proprio di se stessi, no? Un abbrutimento. Invece proprio lì lei ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, lì ho imparato anche le cose che da bambino non ho potuto sperimentare
o capire perché aveva perso i genitori molto giovane, no? Da bambino, quindi nessuno gli ha chiaramente fatto, come dire, percepire l'amore, l'affetto, la guida anche delle cose che è bene fare, quello che non è bene fare, no? Anche la capacità di scegliere nella propria vita, di prendere in mano la propria vita. Lei l'ha fatto e l'ha fatto in carcere. Io l'ho fatto in carcere, e questa, quando dico di questo, che ho imparato lì le cose che un bambino impara da piccolo, a parte della felicità ho imparato anche le cose come perdonare, amare, volendo bene all'altro e lasciandomi che l'altro mi vuole bene a me. Perché la mia infanzia, quello che mi è successo nella vita mi ha fatto come se fosse che io vivevo per me stesso, vivevo solo, tutto quello che era attorno a me era come se qualcuno mi voleva fare del male, io non sapevo. Quindi era tutta una difesa. Era tutta una difesa. Percepiva il mondo come qualcosa di cattivo da cui difendersi. Percepivo il mondo che io meglio ti attacco che di essere attaccato. Certo. Per cui ridevo poco, ero quasi sempre triste, sempre arrabbiato. Per questo dico le cose che là ho imparato. Sarebbe un loco triste, dice ma com'è possibile? È possibile. È possibile perché Max ce lo sta testimoniando proprio in questo momento ed è bellissimo che ha conosciuto, ha sperimentato anche, ha iniziato anche come dire, a cucinare, lei non conosceva il latte di mandorla, cos'erano le mandorle e adesso invece insegna agli altri detenuti a realizzare dei dolci, perché lei è tornato in carcere ma non da detenuto ma per aiutare, per istruire in cucina gli altri detenuti, quindi fate nel carcere di Siracusa? Sì, in carcere di Siracusa, ma è proprio un vero laboratorio comunque. Ah, quindi un laboratorio artigianale. Tutto bio. Biologico, bello. E quindi poi vengono venduti fuori? Sì, poi vengono venduti, a parte di questo, quello che si fa là, sono che si impara un mestiere anche per dopo. Esatto, quindi così quando si esce già si ha un mestiere nelle mani e si può con il laboratorio cerchiamo di essere tutti felici comunque. E siete tutti felici. Adesso quando, non so, adesso quando ho detto io vado in questa trasmissione per parlare un po', io poi sono uno scherzo molto, ho detto vi saluto a tutti e loro dicono di cosa si parla? Ho detto anche di felicità e allora saremo tutti felici. Allora rendiamoli felici, salutiamo i detenuti del carcere di Cavadonno, ma io estenderei il saluto a tutte le persone che in questo momento si trovano in carcere perché hanno sbagliato. Perché il messaggio è bello, quello di Max, si può essere felici, si può trovare la propria strada in un momento di reclusione, in un momento di buio, in un momento che può sembrare la fine di tutto e invece ci può essere questo momento di riscatto e di felicità. E potremmo dire lì dove tutto sembrava finito, tutto è iniziato. Anzi potremmo dire meno male quel suo tutto è finito, perché è iniziato il vero tutto, il vero stile di vita. E quindi potremmo dire che la fine del vecchio Max, scusa se uso questo termine, la fine del vecchio Max è stato per lui la fortuna per riavere il nuovo Max, o forse quello vero, quello che adesso gli appartiene e che gli permette di essere se stesso, perché alla fine se vuoi essere felice sii te stesso, sii veramente te stesso con la tua storia e con tutto ciò che comporta nella tua vita. Ma è stata una scelta la sua? È stata una scelta, ma è stata anche una scommessa di vita che ha fatto con tutto se stesso. Bene, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Grazie padre Bucolo, grazie Max per questa importante e bella testimonianza, un messaggio veramente di speranza e di felicità a tutti e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.